Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovate in un nuovo episodio di A Come, puntini puntini. L'ospite di oggi è Giampaolo Bruno. Giampaolo è un pubblicitario, ha un'agenzia di comunicazione e ci siamo conosciuti proprio perché le nostre due agenzie hanno collaborato a un progetto comune. E questa è una gran cosa, proprio perché tra noi sardi sappiamo bene quanto l'invidia gioca la sua parte. E invece con noi non è successo, anzi da allora siamo diventati amici. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Come stai? Bene, tu? Bene. Chiudi bene? E devi mettere questo. Hai caldo con quel giubbotto? Sì. Temperatura strana, invernale, vero? Un giorno caldo, un giorno freddo, un giorno caldo. Sì, ma poi sta facendo questa temperatura idiota Idiota. con umidità a manetta. Esatto. Ok. Ok, pronti, aspetta cintura. Come stai? Sto bene, C'è una mosca. sto bene. C'è una mosca. Via, via. Brava. Ok. Ho appena chiuso una bella telefonata con un ufficio fornitori Uff, no, ma per favore, non me ne che parlare. mi chiedeva di anticipare fatture perché loro devono scaricare l'IVA. Bravo. E io gli ho detto che vantaggio ne ho? Senti, stiamo registrando, Oh, caspita. quindi qualsiasi cosa tu dica. Non dico nomi e cognomi. No, nomi e cognomi, vabbè, parliamo solo di fatti, non persone. Oddio mio. Eh sì, perché questo è periodo fine anno, quindi Sì, ma siccome è gente che ti paga a 80 giorni, allora il discorso 80, è... non sì. 80. No, 60 più 20, è un giochino strano, perché ti fanno il classico SBM, salvo buon fine, quella roba lì, no? Sì. E in pratica si prendono ulteriori 20 giorni oltre i 60 pattuiti sulla fatturazione. Ah, perfetto. Sai quanto non mi manca quel mondo? Porca Proprio mi dispiace. Allora, io ti ho presentato e quindi Sì, ok. ne approfitto proprio per dire perché ho detto che noi ci siamo conosciuti perché siamo stati due agenzie che hanno collaborato insieme. Sì. Una cosa pazzesca, molto fuori dal comune nell'ambito territoriale nostro, no? Direi proprio di sì. Vero. Ma infatti la cosa particolare di questo è il fatto che abbiamo iniziato a collaborare su un progetto che... Non facciamo nomi. Esatto, senza fare noi, però che era abbastanza strano, storto, eccetera. E poi c'è proprio fiorita l'amicizia, questo è il discorso. Esatto, questo Quindi, ho detto. Siamo diventati amici così. Sì. Che è strano ancora di più, Sì, perché sì, siamo sì. stati concorrenti, siamo per un periodo, fra virgolette, concorrenti, ma poi alla fine non però è mai sai, successo. Poteva anche succedere, ma non era un problema. Aiuto. Non si può passare. l'unità di valori, intenti e cose varie poi fanno la differenza. Bravo. È quello il discorso. Ma è una cosa che io ho sempre detto, ho cercato di spiegare a tantissimi colleghi. È inutile che ci facciamo la guerra tra di noi, anche quando per dirvi una cosa che mi manda fuori di testa è il fatto che viviamo in un mercato dove c'è la lotta al ribasso e non alla qualità. Quindi Bravissimo. si cerca sempre di tirare giù i prezzi il più possibile pur di portare a casa il cliente. Io so di concorrenti che sono arrivati addirittura a soffiarmi, tra virgolette, un cliente. Sfilarti di dosi. Sì, proprio sfilato, facendogli una campagna gratis. No, vabbè. E quando ho chiesto spiegazioni per questa cosa dice vabbè, ma uno ti fa curriculum e due poi comunque sia alla fine sei dentro, sì, ma non puoi, cioè come la paghi la gente? Ma non lo I collaboratori, non so, poi sono io... No, ma poi quanto ti dicevo non mi manca quel mondo, ma non mi manca ancor meno il mondo dei bandi, delle gare, Sì. tutte fasulle, tutte pilotate, moltissime non dico tutte, moltissime, con appunto gare al ribasso, perché poi dopo ti prendevi un margine per riprenderti quel ribasso che avevi fatto in sede di gara. Maneggi, come li chiamiamo questi? Sì, maneggi. Maneggi. Qualcuno lo chiama lobbying. Ma vai, quindi. Ma è tutta da ridere. Ecco. Come fai ancora a star lì dentro, scusami? Guarda, le cose sono due. La prima è che comunque è un lavoro che mi piace. Anche a me piace molto. In assoluto. E l'altra cosa è il fatto che all'atere
dell'attività di agenzia pura, ho messo in piedi un sistema di educazione per le scuole. Che e quindi noi bello! facciamo proprio interventi nelle scuole ogni anno, ne facciamo decine, e ti garantisco che comunque sono quelle È un cose mondo che a parte? sì, ti rinfrancano con Che l'universo. bello. Sì, ho visto delle cose che io ti seguo, cioè ci seguiamo, o meglio io ti seguo perché io non faccio un tubo sui social, quindi io seguo te, ma tu cosa segui me perché tanto non ci sono mai. Io ti seguo tanto e ho visto appunto tutti gli ultimi progetti che hai fatto, ma anche fuori Sardegna, o Sì, sbaglio? sì. Ma quello fuori Sardegna è stata una cosa abbastanza simpatica, nel senso che, come tu sai, tra le varie follie degli ultimi anni c'è stata anche quella di decidere di prendermi questa benedetta laurea. Auguri, dottore, è un dottore. Siamo dottori perché non sono i dottori solo i medici, siamo anche dottori noi che ci siamo fatti un mazzo. Noi curiamo tanto. l'anima. Bravo, noi curiamo l'anima, che bella cosa. Sì. No, in un momento di pausa, ero stanchissimo, stavo preparando l'ultimo Scusami, laureato in Scienze della Comunicazione con indirizzo... Quindi ha tutti i titoli ora per dire. Oh. Sì, Prima lo istituzionale facevi, d'impresa. ma lei, no, io sono un bravo, a prescindere. Prima c'era l'esperienza costruita facendo la gavetta. Bravo, Perché- hai fatto prima la pratica e poi la teoria. Sì, dopo. in pratica sì. Nel No, ma senso la teoria che ne sapevi anche prima. io ho iniziato con un'agenzia... Ecco, bravo, partiamo da là. Ok. No, iniziamo da più lontano, Da più perché lontano. lo voglio prendere da più lontano, Vabbè. sto racconto. Scuola? Scuola liceo classico. Ah, sei un classico anche tu. Sì, assolutamente. Ecco perché andiamo d'accordo. Ok, poi? E consiglio a Sì, 8 tutti, lettori. a tutti di fare il classico. No, io ho studiato in Ogliastra. In? In Ogliastra. Ah, giusto, Perché tu io sono provieni... cresciuto a Tortolì perché mio papà lavorava alla cartiera di Arbatax. No, Sì, sto sì. leggendo un libro di un caro amico, lo dico, Mario Setti, che ha scritto Oltre il guinzaglio, Mariolino. e stavo proprio leggendo la parte della cartiera, proprio quello... Lo conosci? Sì, Ma dai. non siamo amici, nel senso che Te lo ovviamente te lo da presento. tortoliese so chi Esatto, è. due di Tortolì, Esatto. ci sta. Sì. Proprio sono arrivato proprio a quel pezzettino della È cartiera. una persona che stimo molto a distanza, nel senso che comunque ho osservato e osservo le cose Stima che fa. a distanza. Beh sì, Ma per che meraviglia. non conoscendolo, Sì, bravo. non conoscendolo, cioè stimo quello che lui fa e punto. Bene. Così. Quindi cartiera di Arbatax, Sì. Tortolì. Tortolì, ho fatto il liceo classico. Dove? lì. A Tortolì? A Tortolì, sì, c'era la sede c'era. staccata del liceo di Lanusei, Ah, ok, giusto, perché siamo all'interno del con dei comprensorio. professori No. meravigliosi che veramente ad averne così. Classe? Che anno sei? Io sono del 66, quindi Sei, ok. a luglio dell'anno prossimo compio 60 anni. Una bella età, Sì. balordissima. La migliore. La migliore. Scriverò un libro ai miei primi 60 anni, poi Wow. scriverò i miei primi 80. Fisicamente voglio parlartene poi, quando ci arrivi. Ma allora, Ti senti fisicamente ti dico, qualche problemino ce l'ho, bene? ma Ma posso dire una parolaccia, sti cazzi. Cioè. sti cazzi, si può dire. Ho messo non adatto ai bambini su Ok. YouTube. Ok, perfetto. Sì, le parolacce sono doganate. Ovviamente nei limiti del No, certo. il buon gusto che ci contraddistingue. Quindi liceo classico. Liceo bravo. classico, finito il liceo classico, sono venuto a Cagliari a studiare all'università. Ah, quindi ti sei già iscritto? Ti sei Sì, già sì. iscritto in? Ma io ho saltato da un'università all'altra, nel senso che mi sono iscritto in medicina. Un altro. C'ho avuto un altro ospite che ha fatto 6 anni di medicina. Io non ho fatto 6 anni di medicina, ho fatto 3 anni di medicina, 3. ma diciamo sopravvivendo, nel senso che sono incappato, e chi ha fatto medicina in quegli anni sa di cosa sto parlando, nella mitica professoressa Fulvia Gremo, che adesso immagino che, cioè penso da quello che ho raccolto, che sia anche deceduta, che era una specie di dogana, cioè tu arrivavi da lei e non andavi avanti. Così, giusto per dire, Insegnante di istologia. istologia. Esatto. Ok. Io avevo dato lo scritto 14 volte e l'esame 7 volte. Conoscevo il Monesi, che era il testo ufficiale a memoria. 7 volte? Sì. Ma ti dico, facevamo un gioco, mi chiedevano praticamente la didascalia della fotografia a pagina X e la sapevo a memoria. Ah, Dio Però mio. non era il mio destino, evidentemente. E perché non lo passavi mai? Non lo so, non mi ha mai ricevuto. Come non ti hai mai ricevuto? No, non mi ha mai ricevuto. Ho provato 2 volte ad andare a parlare con lei per cercare di capire. Ah, tu davi l'esame con lei, Sì, non sì. lo passavi? Esatto, quindi poi
E non riuscivi a chiederlo in quel momento? Chiedi Non il era colloquio un colloquio, ok. col docente. E non te lo dava? No, assolutamente Ma che no. figata. Bei tempi per i professori, Sì. facevano i cavoli che già lo fanno tuttora, ma allora ancora di più. E tra le altre cose all'epoca avevo anche provato a chiedere alla docente di istologia dell'altro corso, la moglie del professor Riva, se mi prendesse lei. Lei mi aveva detto non lo posso fare perché creerebbe comunque un precedente. Quindi hai detto basta. E lì ho detto boh, anche perché insomma no, ma non è giusto, rincoglionirmi dietro l'istologia non era proprio non è la mia giusto. ma la cosa più bella è che ho dato praticamente tutti gli esami propedeutici e poi tutti adesso non mi viene il termine, gli esami, come si dice? Obbligatori? No, gli altri, tutti i complementari, cioè mi sono dato... Non riuscivi ad andare a svoltare? Niente, nulla di nulla, che ho smesso. Ora c'è il test, che è una vabbè, barriera all'ingresso e vabbè. Lasciamo perdere quella vergogna. È una vergogna, è follia, la gente è malata. E quindi niente, sono passato in economia e commercio. Ma dai! Però non era il mio mondo. Quanto tanto hai fatto? Allora, in economia e commercio ho dato... Che anni erano? No, beh, tu sei più piccolo. Io ci ho fatto 10 anni lì dentro. Quindi magari ci siamo incrociati. A me è servito questo a sopravvivere, non fare il militare fino a 23 anni. Quindi, anche questo è importante. Okay. No, ho dato in economia e commercio, ho dato matematica, ho dato economia 1 e statistica. Ok, e poi me ne sono andato perché ho detto non mi bragi di questa cosa, perché quando ho cominciato a vedere diritti, cose del genere. Cosa fai? È bellissimo, io l'ho apprezzato dopo. Okay. È bellissimo. La storia è lunga, nel senso che ho avuto dei contrasti anche in famiglia. Contrasti? Sì, perché praticamente ovviamente essendo 5 figli, vivendo tutti da un unico stipendio eccetera, sono stato richiamato a casa. Ma ecco perché tu sono rimasto a Tortolì. Sì. E tu sei venuto a Cagliari a studiare? Sì. Quindi poi i miei si sono trasferiti in Toscana, insomma la storia è lunga. E niente, lì cosa ho fatto? Ho iniziato ad arrangiarmi. L'arrangiarsi era, all'inizio mi sono inventato un lavoro che era quello di comprare un secchio, comprare dei panni. No! E sono andato a lavare vetrine e tendoni, soprattutto tendoni di negozi, perché una delle cose che non facevano, che io avevo osservato, era che i tendoni dei negozi erano sempre tutti sporchi. Sporchissimi, bravo. Quindi io andavo a pulire i tendoni dei negozi. Oh, chapeau! Perché veramente... E una giornata di lavoro mi portava 10.000 lire. Wow, che bravo! Solo che ci dovevi pagare... Ascoltate gente, soprattutto i giovani. Ci dovevi pagare l'affitto, ci dovevi pagare un sacco di cose, insomma c'è stato un momento abbastanza triste in cui non mi bastavano i soldi e ti garantisco che, lo dico con molto orgoglio, ho provato anche la fame. Davvero? Sì, proprio... Che vuol dire provare la fame? Vuol dire che praticamente tu inizi a fare la spesa in maniera oculata e quindi con i pochi soldi che hai in tasca compri patate, compri pasta asciutta, fagioli, compri burro, olio e del parmigiano. Sì. Poi a un certo punto finiscono queste cose, non hai soldi per comprare altro, ma hai una bella scorta di pasta e quindi inizi a mangiare pasta bollita senza niente. Dio mio! Ma non esisteva la Caritas, le mense universitarie? Ero abbastanza sprovveduto, sicuramente ero abbastanza sprovveduto. Non sapevi dove andare? No, non avevo la più pallida idea. E quindi la casa come la pagavi? Allora, quello discorso, avevo pagato l'affitto, quindi l'affitto era pagato, ma mancava tutto il resto. E niente, comunque ne sono venuto fuori perché poi da lì ho scoperto il mondo delle ripetizioni, quindi ho iniziato a fare ripetizioni. Di? Principalmente latino e matematica. Che eri bravo? Latino. Me la cavavo abbastanza bene. Che c'è sempre bisogno di matematica al classico di brutto. Adesso non mi ricordo più una mazza. Ma figurati. Abbandonati completamente. E con quello comunque sono riuscito a tirare avanti. Poi vabbè, sono cambiate un po' di cose, sono andato a vivere con mio fratello, che anche lui studiava, era ritornato a Cagliari per studiare all'ISEF. Quindi si è agganciato a lui? Sì, devo dire la verità, no, mio fratello è uno a cui devo tanto, no, più grande. Più grande. A lui devo tanto perché lui alla richiamata a casa era ritornato a casa, però poi dopo è riuscito a entrare all'ISEF. Ti hanno richiamato tu non torni? Io ho detto non torno. No, vabbè, coraggioso.
E niente, abbiamo vissuto insieme nei momenti di crisi, c'era lui che comunque sia... Ti aiutava? Sì, assolutamente sì, perché lui era stato veramente sveglio, perché si era agganciato subito. Allora, te la ricordi la pizzeria Sinatra? Certo. Ecco, perfetto. Era il vero poeta. Sì, esatto, lui aveva conosciuto Ennas, il titolare, quel signore grande. Quello grosso, esatto. Bravo. Sì, andavo sempre lì. E praticamente lui lavorava lì tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Wow. E ogni tanto infilava anche me, quindi facevo qualche extra. Quindi lavoretti. Esatto. Poi quando io magari non avevo soldi, anche perché avevo iniziato a fare il militare e quindi Quindi ti hanno preso al militare? la voglia. La voglia, dove l'hai fatto? Allora, ho fatto praticamente un mese a Sassari. Ok, il CAR? Il CAR, che ti dico è stato uno dei momenti, di periodi più belli della mia vita. Più belli? Sì, Cioè, vabbè. Molti non se lo ricordano così. Ma perché forse a me è sempre piaciuto comunque il... Anche perché mangiavi tutti i giorni. Tra l'altro. Ma poi l'idea proprio di fare il militare, ecco, che comunque a me piaceva moltissimo. Esercito, quindi? Sì, esercito. Okay. Poi sono venuto a Cagliari in compagnia trasmissioni, eravamo alloggiati nelle vecchie stalle dei carabinieri di San Bartolomeo, che avevano fatto diventare delle camerate, e lì mi sono ammalato. Cioè praticamente il livello di stress era alto, anche perché hanno cercato di bullizzarmi più di una volta. Io non ho il carattere di quello che si fa bullizzare. Hai reagito? Parecchio. Dormivo con un cacciavite nella manica. Pronto a uccidere qualcuno? Sì, assolutamente. Beh, hanno provato a farmi la bicicletta. Per chi non sapesse cos'è la bicicletta, praticamente ti mettono della carta tra le dita dei piedi e poi gli danno fuoco. E quindi tu, quando senti il caldo, cominci a scalciare e la chiamano la bicicletta per quello. Hanno provato, non ci sono riusciti, poi sono successe tutta una serie di altre cose. Cioè ti sei azzuffato con un sacco piacevoli. No, azzuffato no, non siamo mai arrivati alle mani. E quindi scappavi, reagivi? Quindi evitavo le cose, poi a un certo punto ho cominciato a star male, nel senso che avevo nausea, cose varie. Sono finito a visita da questo ufficiale medico giovanissimo e questo mi ha ricoverato all'ospedale militare con sospetta malattia infettiva. Ma non avevi niente? Non avevo niente, praticamente la sospetta malattia infettiva è diventata una sospetta epilessia. Epilessia? Sì. Mi sono fatto forse 20 giorni in clinica neurologica, sì, dall'ex professor Giagheddu, che era primario, nonché docente universitario, eccetera. E ero diventato molto amico del suo aiuto. Perché? Perché tra i vari esami che ti facevano fare c'era anche quello di deprivazione di sonno, e quindi tu non potevi dormire, dovevi rimanere 2 giorni. Cioè facevi la cavia? Sì, non era la cavia, ti facevano queste cose per capire cosa avevi. Okay. E lì ero diventato amico, nel senso che ci eravamo fatti lunghe chiacchierate con il dottor Marrocco, mi sembra che si chiamasse. E niente, che succede? Succede che dopo avermi fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, c'erano queste onde alfa, così dicevano, anomale, però non era un'epilessia conclamata. Al che l'ultima visita, me la ricorderò sempre, classica figura del professore con il suo seguito dietro. Vengono nella mia camera, ma questo ragazzo cosa dobbiamo fare, eccetera, e il buon aiuto gli dice questo ragazzo, dice, dobbiamo in qualche maniera dimetterlo, perché non gli abbiamo trovato niente, però c'è un problema, che se lo dimettiamo adesso lui ritorna a fare il militare, è una situazione un pochino particolare. Quindi eri in protezione lì? Sì. E il buon professor Giagheddu mi guarda e mi fa: ma è palese, lei ha una sindrome comiziale. Una sindrome? Comiziale. Io non comiziale. Sapevo cosa fosse, ma ho fatto la domanda: ma con questa il militare si fa? No. E lui ha detto no. Ho detto, allora ce l'ho. C'è la sindrome comiziale. Quindi mi dimettono dall'ospedale con un referto di sindrome comiziale, che poi ho scoperto essere quel senso di mancamento che ti viene quando tu nel corso di un comizio vai in iperossigenazione, roba del genere. Svieni, sì, ti vengono. E quindi con tanto è bastato per farmi avere Ti è mai successo di svenire durante? No.
Tutta una Ho stupidaggine. avuto proprio giri di testa, nausea, così di questo genere, ma era probabilmente un tasso di stress talmente alto, talmente forte, che chiaramente quelli erano i risultati. Poca roba. Quindi finisci il militare, vai via, ciao. Finisco il militare, vado via e niente. Però hai mangiato un anno. Sì, Che bello. sì. Uno schifo, perché erano i periodi in cui non esistevano HCCP e cose Ma varie. figurati, la messa dei militari doveva essere tipo mescolate di roba con Sì, cappelli, storie. Quello sarebbe stato il minimo. Ah, il minimo? Quando tu Perfetto. trovavi lo spezzatino con le proteine aggiunte a forma di blata, ti No, posso garantire che era tanta roba. Però il discorso era: cosa fai? Pulisci e mangi. Oh Dio mio. Ok, finisci il militare, torni a Cagliari. Torno, sì, no, il militare lo stavo facendo a Ah, Cagliari. scusa, eri perché sempre a mi avevano Cagliari. già mandato a Cagliari. Torni a casa. A voglio dire. casa, esatto, e niente, da lì ho iniziato a lavorare. Dove? Ho iniziato a lavorare in una società che all'epoca, ti sto parlando ancora di processori 8088. Beh, io ho iniziato nell'80-86. Ok. 88, ok, anche 80-84. Quando tu praticamente avevi un hard disk da 54K, pensavi di avere il mondo. Oggi Hard viaggiamo disk. nei Avevamo tera. i floppy, I poi floppy, dopo arrivano sì, gli hard esatto, disk. esatto. Vabbè, abbiamo visto cose che voi umani non avete idea. E niente, ho lavorato nella società del mitico Pietro Murru, questo lo posso anche dire. La conosco benissimo, Ok. Pietro. Grande È stato surfista, presidente della Edilcassa. Edilcassa. Esatto, esattamente. Il fratello vendeva i computer. Esatto, e io lavoravo praticamente nella società gemella, Ma stai che stava di scherzando? fronte alla Inftel, che era la società La del Intel, fratello, esatto. ma in via Pergolesi, Sì, possiamo esatto. fare i nomi? Sì, sì. Mi ha venduto i computer lui, quando io lavoravi lavoravo- lì? Non mi ricordo gli anni, ero pischello, avrò avuto... Poteva essere il 95? Ci può stare, perché avevo 22-23 anni, quindi sì. Fai 25 anni. Ma tu non ti ricordi di una società Arche Graphics? No, vabbè, ok. No, no. No, perché Non ho una memoria così... no, eravamo molto... Io frequentavo tanto... Sì, sì, e comunque con loro ho Si imparato... chiamava il fratello di Pietro. Silvio. Silvio Murru, ciao, ci siamo conosciuti Con loro, 40 anni fa. con loro sono entrato nel mondo dell'informatica. Ah, quindi inizi così? Sì, inizio così, lì mi sono formato. Avevo un collega di ufficio, Elio Sauto, narese doc, che era programmatore in C, e in pratica ho iniziato a girare la Sardegna facendo le assistenze su appalti che avevano loro all'epoca con delle società. Quindi se non mi ricordo. sei diventato programmatore? No, non sono diventato programmatore, sono diventato tecnico di supporto. Tecnico, Esatto. quindi ti occupavi Quindi dell'hardware? installavo l'hardware oppure facevo interventi sul software, però in che maniera? Elio mi preparava i dischetti con gli aggiornamenti. E tu andavi a fare gli aggiornamenti? Esatto. Una e cosa light per sì, iniziare? Sì, esattamente. Quanti anni hai fatto là? Lì ho fatto un paio d'anni, poi mi son praticamente fatto, come dire, abbaccinare dal mondo della politica. Ma dai! Lascio quella società perché mi chiamano a fare il portaborse di un consigliere regionale e quindi sono entrato a lavorare in consiglio regionale. Giura! Sì. Un lavoro assolutamente entusiasmante per una marea di motivi. Lì ho conosciuto tantissime persone, alcune ancora le frequento, però il mondo della politica è un mondo abbastanza cattivo. Instabile, Sì, diciamo così. nel senso che in un momento di rimpasto, all'epoca eravamo nell'epoca dei pentapartiti, eccetera, eccetera. Chi era il presidente allora, quando tu sei? Io mi ricordo che erano i Floris. consiglieri, probabilmente era Mariolino Floris, è Sì, possibile. però il periodo è quello. E comunque niente, il mio consigliere di riferimento, che aveva un ruolo importante come si chiamano? Questore, consigliere questore, Sì. che sono quelli che controllano i soldini del consiglio regionale, praticamente sceglie di mantenere il suo ruolo, ma di non avere più l'uomo in consiglio, e l'uomo in consiglio ero io. Quindi che succede? Succede che un bel giorno mi ammalo, influenza, rimango 4-5 giorni a casa
E poi mi ripresento in ufficio, mi siedo in scrivania, mi metto a lavorare serenamente. Il mio consigliere di riferimento passa davanti alla porta del mio ufficio, torna indietro e con molta serenità mi guarda e mi fa: tu che cazzo ci fai qui? E gli ho detto: sono guarito. No, tu non lavori più con noi. Così, da un giorno all'altro. No, vabbè. Senza pudore. Senza pudore. Non ti racconto le conseguenze varie, perché lì c'è stato un momento di tensione fortissima con mio padre, perché io avevo intenzione di andare fino in fondo alla questione. Mio padre era comunque legato a questa persona e quindi ok. tu sei matto, stai rovinando la tua vita, le cose. Io gli ho detto: cerca di vedere dall'altra prospettiva, Diplomazia. sono loro che stanno rovinando la mia. Esatto, una saggia diplomazia che poi fa girare un po' le Esatto. palle. Però da lì praticamente Capisci anche altre cose. sì, tante cose. Però avevo il mondo dell'informatica alle spalle. Quindi ritorni. All'epoca c'era bisogno comunque nel mercato di informatici. Casualmente vado a fare un colloquio di lavoro in un'agenzia di assicurazioni. Assicurazioni. Esatto, e stavo uscendo da quell'ufficio con un no, guardi, grazie, non serve niente, ma vedo uno degli impiegati che era incasinato con un computer. E io, incuriosito, mi sono avvicinato e gli ho detto: che problema c'hai? E quasi non... Gli ho detto: scusa, fai così, così, così. Il tizio mi richiama dentro il suo ufficio, mi fa: sì, lei lunedì incomincia a lavorare con Dai, E vedi quindi- come capita casualmente, Sì, ma sì. se sei un po' curioso. Mi sono venduto bene. Bene. E niente, da lì poi ho iniziato questo percorso che... Cioè, all'interno di un'agenzia di assicurazioni, sì, di assicurazioni. e lì cosa facevi? E lì niente, ero praticamente l'addetto informatico, e poi le cose hanno incominciato a rovinarsi quando gli agenti assicurativi hanno una caratteristica, che sono tutti meravigliosi e bravi, però tu là dentro devi fare il venditore. Se non fai il Bravo. venditore, io non sono un venditore. Io Come sono- non sei un venditore? No, assolutamente no. No, ma nemmeno ora. Nemmeno ora. Ah, ok. Ora io sono un consulente, ma non so vendere. Cioè, io probabilmente farei molto più fatturato se sapessi vendere. Infatti una delle cose, anzi lancio un appello. Faccio io il tuo commerciale. Se A me c'è piace qualcuno da che mi fa morire. la commerciale, perché Guarda, posso dirti una cosa, quando avevo l'agenzia ho cercato per 20 anni un commerciale che mi affiancasse, Sì, a esatto. cui insegnare tutto quello che avevo imparato, a dargli, come dire, tutta l'esperienza, a trasferire tutto. Zero. Ho visto una marea di persone, curriculum, i colloqui, c'è proprio un problema enorme a livello locale. Non ci sono commerciali, ma soprattutto non ci sono nemmeno le persone con le caratteristiche idonee, a prescindere dal fatto che potrebbero non pensare di essere dei commerciali, no? Quindi è difficilissimo, quindi arrangiati, non ne troverai mai. lo so. I'm sorry, ma è così. No, ma diciamo che forse non è il migliore dei modi per stare sul mercato, ma il modo che utilizzo io è quello delle relazioni. Certo, ma si basa su questo, anche l'attività l'unica commerciale si cosa. basa su relazioni. Sì, però il commerciale è un'altra cosa, che comunque fa rullare il telefono come No, mette in atto delle strategie, esatto. E sono modelli. cose che a me proprio Non ti piacciono? No, non ci riesco. Ok. Non ci- mi sembra proprio di prendere per il culo la gente. Dai, smettila. Lo so, Vabbè, fare il commerciale non è una cosa brutta. assolutamente no, bisogna saperlo fare. Sì, Cioè, lo puoi imparare se ti interessa devi avere farlo. pelo sullo stomaco, devi... Tante cose. sono tante cose, infatti. Molto orgoglio. Sì, Orgoglio di portare a termine. Proprio l'altro giorno stavo parlando con un'amica, piccola parentesi, perché poi devi parlare tu, no, ma figurati. proprio sull'orgoglio, no? Gli ho fatto un esempio classico del chi sa fare il commerciale, chi non lo sa fare, o chi ha comunque orgoglio nel farlo. Gli ho fatto l'esempio della telefonata. Spesso ti capita che devi chiamare una persona perché ti deve dei soldi o perché hai un problema, oppure comunque devi fare una telefonata scomoda. Chi non ha orgoglio e chi non vuole portare a casa il risultato fa la telefonata, occupato, chiude, ho fatto. Invece chi ha orgoglio lo fa finché non Sì. lo sta. Allora, attenzione, sul recupero crediti ritengo di essere bravino. Allora ce l'hai l'orgoglio. Nel senso che sei uno che c'è un collega, un caro amico che mi chiama il Rottweiler. Minchia, balordo. Ma vabbè, ti racconto un aneddoto simpatico. Un cliente mi doveva dei soldi, avevo fatto diversi lavori e sistematicamente lui rimandava.
ho avuto pazienza, ho fatto passare un tempo congruo e mi sono presentato in azienda da lui. Bravo. Oh carissimo, buongiorno, come stai? Che bella sorpresa, eccetera, eccetera. E io con molta nonchalance gli ho detto, amico mio, su di noi. Quindi perdonai. Esatto. Guarda, hai una sfiga incredibile, Wow. perché ho finito gli assegni proprio Andiamo in ieri. banca a prenderli. Gli ho detto, vai in banca a prenderli, non c'è problema. Ti aspetto. No, ma se tu ritorni, mi sono seduto e gli ho detto, io aspetto qua. Bravo. Praticamente è tornato dopo qualche minuto, hai fortuna, guarda c'era questo assegno Dai, che ma- me l'ha dato la contabile, era l'ultimo assegno che era rimasto. Gli ho detto ok, compilalo, facciamo a 30 giorni, no, gli ho detto, No, adesso. fai adesso, perché? Perché gli ho detto se me lo metti a 30 giorni vado in banca e lo incasso a 30 giorni, cioè lo incasso adesso e sono cavoli tuoi che l'hai che hai fatto. constatato perché è illegale, Bravo. sai perfetto, ma, mi ha dato i soldi e me ne No, sono che andato. brutto. Poi Ecco, questa è la cosa che meno mi manca. Poi? non ci lavori più con gente così, No, però, hai finito. però Per recuperare i soldi ce li avevo tutti. Quindi, Quindi quando inizi, quindi fai questa niente, ho fatto esperienza- questa esperienza, sono passato in diverse aziende perché chiaramente, però devo dire la verità, non sono mai rimasto disoccupato. Comunque ho sempre... Quando inizia la tua esperienza con la La mia comunicazione? esperienza con la comunicazione inizia nel momento in cui mi guardo intorno e mi rendo conto, erano bei tempi quelli, che c'era una mancanza di consulenza proprio nel mondo della raccolta differenziata, che iniziava proprio in quel momento ad affacciarsi. Quindi già siamo nel 2000? Eh sì, grosso modo sì. Ah, ok. E tu Grosso dove l'hai modo sì. vista la cosa differenziata? Perché qui arriva Io l'ho vista tardi. perché collaboravo con delle società che si occupavano di raccolta ok. differenziata. Ok. Perché nel mentre comunque mi sono comunque specializzato in risorse umane, cose varie, ho fatto corsi, eccetera, eccetera. Però era il classico lavoro che facevi per lo stipendio. Però viaggiando da un'azienda all'altra, quindi mettendomi a fianco degli imprenditori, ho imparato anche a capire quali erano le cose che mancavano e mi sono reso conto che c'erano tutte queste aziende che stavano fiorendo all'epoca, i colossi che ci sono adesso non erano ancora sbarcati No. in Sardegna, che avevano proprio un bisogno di comunicazione per, Specifica. Mm. esatto. E quindi cosa ho fatto? Ho creato praticamente una ditta individuale, Giampaolo Bruno, meglio nota come Inventiva di Giampaolo Bruno, e mi sono affiancato a un'agenzia di comunicazione Di fuori. di fuori e ho fatto il ragazzino delle commissioni. Ah, ok. Quindi ok. ascoltavo, seguivo, scrivevo, facevo, eccetera, 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 eccetera. E nel mentre studiavo, perché una delle cose Ecco, fondamentali, l'autodidatta, come hai sì, imparato. una delle cose fondamentali è studiare, quindi E non si finisce mai di farlo. mi sono procurato testi a partire, che ne so, da McLuhan ad Anna Maria Testa, cioè di tutto e di più. E cercavo di capire questo mondo e mi sono reso conto che era un mondo che comunque più andava avanti più mi affascinava. E poi niente, mi sono buttato sul mercato, l'agenzia ha preso piede, è decollata, tra l'altro ho avuto un bellissimo periodo in cui venivo allegramente preso per il culo per il fatto che con l'Arica stai lavorando. Ah, Adesso figurati. praticamente sono tutti lì che bussano a queste aziende qui per avere la possibilità di lavorare con l'Arica. Che non è mica una cosa... Assolutamente no. assolutamente Racconto no. questa cosa, forse l'ho già raccontata, però l'ho raccontata che è carina. Quando stavo seguendo il progetto, faccio nomi, vabbè, quando seguivo il progetto Separa, Ok. la prima fase avevo il camper che andava in giro per le piazze di Cagliari ed era tutto completamente rivestito di grafica Separa. E il camper io lo usavo anche per spostarmi da casa all'asilo, avevo le bambine piccole. Certo. E quindi le bambine io le portavo a scuola col camper e loro quindi lo vivevano in maniera normale. La maestra, tipica domanda che faceva alle ragazze: ma che lavoro ha fatto tua madre? Insegnante? Ma che lavoro ha fatto tuo padre? La raccolta differenziata. Che cazzo di lavoro Eri un è? netturbino. Perché noi avevamo capito tutto di questo aspetto. Sì. Ma cosa c'è di male? Torniamo indietro in quello che hai detto tu. Comunque anch'io facevo la raccolta differenziata. Sì, ma infatti tu eri uno dei competitor principali. Rompevo i coglioni, scusa, rompevo le scatole. No, mi sono fatto un mazzo tanto in quel cavolo di argomento, lasciamo perdere. A voglia. Vabbè, quindi tu inizi con questa agenzia e poi dopo però...
No, poi mi sono messo in proprio, nel senso che finito il tirocinio, diciamo così. Cioè ti sei messo già in proprio come consulente, Sì, ma esattamente. hai allargato anche i tuoi E poi piano ambiti. piano ho cominciato ad allargare gli ambiti, esatto. Sono entrato nel mondo del food, che è un bellissimo Food? mondo. Sì. Che bello. Una delle più belle campagne che avevo fatto era stata con l'allora salumificio Murru. Wow. E quella è stata una delle esperienze di vita più belle in assoluto, perché la famiglia Murru non era più un cliente, cioè le riunioni con Antioco, con Rosaria eccetera si facevano a tavola a casa loro, praticamente di fronte al assaggio di prodotti. sì, no, ma proprio mangiando con loro, Che bellezza. cioè proprio sentirti parte di una famiglia. Una cosa bella. Infatti, quando ci sono state tutte le varie vicissitudini che hanno portato il salumificio ad avere i problemi che ha avuto, ero molto dispiaciuto, ma io avevo come dire cavalcato quasi pro bono, diciamo così, la famosa battaglia che avevano fatto i Murru quando li avevano accusati di utilizzare solamente maiali esteri eccetera. Mi ricordo. Ed era una cosa abbastanza strumentale, creata ad hoc, semplicemente per un motivo, che il maiale sardo per fare prosciutti di fatto non esiste. Ci sono pochissimi allevamenti, ma poi noi non abbiamo il fiorone. Il fiorone è il maiale quello grande. Infatti, Quindi è un problema i proprio prosciutti sardi sono comunque dei prosciutti particolarissimi. Adesso tu hai persone come Salis di Ploaghe, per esempio, che lui è un grandissimo creatore, però cioè, se tu vai a vedere la sua produzione, lui non ti fa una produzione da grande distribuzione. Il discorso è che se tu volevi sbarcare in quel mercato lì, tu dovevi andare in Emilia Romagna a comprare i prosciutti. Ma i prosciutti dell'Emilia Romagna, ragazzi, chapeau. Cioè stiamo parlando dei migliori d'Europa. Poi l'estero esiste. Perché esisteva la coscia estera? La coscia estera esisteva perché la massaia, che tanto ti rompe i coglioni col discorso del prosciutto sardo sì, prosciutto sardo no, quando va a comprare il prosciutto e lo trova a 3,50 € al letto, a quel punto si gira di balle, capito? E allora se lo vuoi a 1,80 € al letto, non può che essere un prosciutto straniero che ti arriva dall'Olanda, cioè, che possono essere anche dignitosi, ma stiamo parlando comunque di qualcosa che va sempre osservato dal punto di vista corretto. Invece c'è sempre questa tendenza, no, a essere tutti quanti super esperti, a partire con le accuse senza sapere realmente cosa c'è dietro. E ti dico che ho assistito io alla selezione dei prosciutti, nel senso che quando arrivava la carne, Antioco, l'anziano, se c'erano delle cosce che non gli piacevano, ritornavano nel camion. Lui non le lavorava, non le faceva lavorare. Ma Antioco è un altro che ha una storia che veramente ci sarebbe da fare un film. Ha iniziato facendo illustrascarpe in Germania. Mamma mia, che periodo. È migrato per andare a fare fortuna. Ma un uomo che aveva una genialità incredibile, tantissime dalle attrezzature che lui aveva in salumificio, l'aveva inventata lui. Infatti le figlie si pestavano dalla rabbia, perché? Perché lui inventava le cose, le passava alle società fornitrici, queste realizzavano la cosa e brevettavano. Ma hai ancora rapporti con loro? Con Rosaria sì, mi sento ogni tanto, eccetera. No, come agenzia per salute? No, come agenzia no, perché chi ha preso la struttura in mano, che sono praticamente una cooperativa di vecchi dipendenti. Hai cambiata la proprietà? Sì, completamente, diciamo che si è rivolta ad altri, esatto. Mi hai detto una cosa che mi incuriosisce molto, che non sei un commerciale ma vivi di relazioni. Sì. Oggi, a distanza di quanti anni ha la tua agenzia? 20? Allora, la mia agenzia 2000? ha 21 anni. Più o meno ci siamo. No, più o meno 23, 2003, sì, 2004. Oggi, dopo 20 anni, hai capito dal punto di vista commerciale che sono fondamentali, sufficienti le relazioni, oppure occorre fare altro per acquisire commesse, opportunità, diciamo? Sicuramente occorre fare altro, nel senso che comunque per stare sul mercato devi spingere, e se tu hai un account buono sicuramente fai grandi cose, questo è poco ma sicuro. La mia agenzia è un'agenzia piccola, noi non abbiamo fatturati milionari eccetera, però dignitosa.
3 dipendenti, quindi 3 buste paga. Che non è poco oggi, che già Esatto. è un numero... Più un certo numero di collaboratori esterni. Che li attivi quando ti servono. Sì, ma che collaborano con me in maniera abbastanza continuativa. Una delle cose importanti per stare sul mercato è non fermarsi mai, studiare. Poi hai 2 alternative: o sei una persona seria o decidi di diventare un guru. Allora, se decidi di diventare un guru, te ne vai a partecipare alle riunioni dei cerchi magici, ti fai i convegnetti del cavolo, eccetera, e vai a sparare minchiate, scusate, non ce la faccio. E diventi un guru. E diventi un guru, e allora tanta gente ti viene intorno, quello che dice lui è così. Cioè, a me fa ridere da morire quando io sento personaggi: sono anni che lo dico, ma questa cosa non viene fatta. Sì, ho capito che 6 anni che lo dici, ma le cose sono 2: o non funzioni, oppure ne stai veramente sparando tante, oppure, scusa, non hai mai neanche provato in maniera pratica a fare le cose. È inutile che vuoi andare a urlare al vento cose che probabilmente sanno tutti ma che non possono essere messe in pratica. Cioè, a me queste cose fanno ridere. Adesso c'è il boom della intelligenza artificiale. Sto studiando, e ci sto studiando moltissimo. Il mese di settembre l'ho dedicato alla formazione, nel senso che sono andato a formare docenti delle scuole superiori e li ho formati sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale. Ma il mio esordio a lezione è la chiamano intelligenza artificiale semplicemente perché gli hanno dato un'etichetta, ma è stupidità artificiale, perché partiamo da un presupposto che finché ci arriveranno sicuramente il sistema di intelligenza artificiale non arriverà a utilizzare il sistema deduttivo del nostro cervello, ma continuerà a usare un sistema induttivo, cioè raccolta di dati. Selezione e raccolta di dati non sempre fatta bene. Esatto, perché è una semplice raccolta. È un aiuto, io la vedo come un aiuto per stare in fretta a certe cose. Come la mietitura. Tu quando vai in un campo di grano e fai la mietitura, tu raccogli il grano, ma raccogli anche le erbacce, raccogli un sacco di cose. Poi bisogna fare il lavoro di pulizia, che è quella la parte difficile. Infatti le cose che la gente dovrebbe capire è che deve imparare a fare prompting in maniera corretta. Scusate, prompting vuol dire chiedere bene. Chiedere bene, esatto. E poi quello che io chiamo fine tuning, ovvero affinare sempre di più per riuscire a trovare poi quello che è il risultato voluto e non fermarsi mai alla prima risposta ottenuta, eccetera. Ecco, oggi tu vedi gente che ti cambierà la vita. Non è vero che ti cambierà la vita, ti aiuterà molto, non ti sostituirà, almeno per il momento, ma da qui a cambiarti la vita sai quanto devi studiare, amico mio. E questo diciamo che, vabbè, dico la mia, ma è molto molto in linea con quello che hai detto. Io parlo con tante persone che sono molto addentro, no? Come te e altri, e sento pareri non discordanti. C'è chi forse giustamente o ingiustamente parla di un'accelerazione pazzesca, di una velocità pazzesca, e lo si dice dal punto di vista di immagine, di video, di risultati che si sono avuti, e poi di quanto siano importanti gli agenti, quindi il fatto che l'AGI, quando sarà proprio in maniera totalmente piena, vuol dire che ci sostituirà in certe operazioni, ci aiuterà, ci darà una spinta enorme, potremo applicarla in settori dove magari ci avremmo messo una settimana, un mese a fare le cose. Ma benissimo, ben venga, però controllate sempre tutto quello che viene fuori. Va controllato tutto. Perché non è ancora un sistema perfetto, no. Anzi è maledettamente imperfetto. A me fanno ridere le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale per realizzare cose e non stanno a guardare tutti i difetti che ci sono. Cioè, è vero. Io mi diverto tantissimo. No, ma infatti io ti se seguo. Se tu guardi i miei social, tutto pieno esatto. di AI. Mi diverto a morire. Una cosa che però non tollero è l'utilizzo dell'AI per scrivere i testi. Se tu fino all'altro giorno non sapevi coniugare 2 verbi, è inutile che adesso mi faccia vedere che scrivi come scriverebbe non so chi. Cioè, tra l'altro lui scrive benissimo. Grazie. Parla bene, ma scrive molto meglio. Io lo adoro leggerlo perché scrivi in un modo meraviglioso, sei arguto, ironico, serio quando devi esserlo, ma sempre sul pezzo, quindi vi consiglio di cercarlo su Facebook, Giampaolo Sam Bruno. Sam perché?
sto Sam? È una storia lunga. Ah, aiuto, te lo devo chiedere perché mi incuriosisce troppo sto Sam. Allora, la storia nasce La semantica, no? No, Semino. dalla passione smodata che ho per il cinema. Ah, E uno dei miei registi preferiti in assoluto è Sam Raimi. ah, ok. Quando nacquero i social media, Mhm. io ero terrorizzato dai social media e quindi mi presentai sui social Terrorizzato in che senso? dal fatto che potessero violare la mia privacy. Ah, che, ok. Infatti, se tu guardi, non pubblico pochissima roba personale, se non strettamente legata al lavoro e altre Beh, cose. no, cioè te pubblichi un sacco di punti di vista tuoi. Punti di vista, ma Ho non capito, ma ieri ero al mare con mia Ah, moglie, no, certo, cioè, sì, ecco, riservato da questo punto di vista come si dovrebbe essere. esatto, a me non cioè, piace mettere in no. piazza la mia vita. Però ti esponi tanto, Sì, dal no, punto no, di no. vista, non dico politico, Dal ma punto di vista del mio pensiero, del mi tuo espongo, pensiero sì, porca assolutamente. miseria. Poi, E raccogli anche un po' di problemi, Ma vabbè. discussioni, ho visto. Sì. Vabbè, comunque, dicevi, quindi ti appassionava il cinema, cioè, Esatto, ti Sam appassionava Raimi Sam era Raimi. il mio regista Preferito. uno dei miei registi preferiti perché sono tanti, e quindi mi ero presentato sui social con lo pseudonimo di Sam Raimi. Ah, ok. Lì era stato bellissimo perché ero stato contattato da questa attrice americana. No, vabbè. Cioè, Sam Raimi proprio così. Lui non aveva la pagina social, magari. No, non ce l'aveva all'epoca. Cioè. E quindi praticamente questa mi aveva Ma sei un mandato... falso, sei. Sono stato un falso, sì, infatti era stato carino, infatti poi in privato le avevo spiegato, guarda che uso So questo solo- nome ma non ho niente a che fare. Comunque all'inizio era una figata, potevi fare quello che volevi. è vero. Come quando è iniziato il web, internet, ti ricordi che cavolo di mondo era? Ma infatti, era un mondo splendido. guarda, io ti dico questo, noi rispetto ai Gen Z o comunque le ultime generazioni, per quanto loro siano assolutamente nativi digitali, ma noi abbiamo un vantaggio, che noi ci siamo divertiti, perché da pionieri, andando comunque a scavare, a scoprire, a sbagliare, perché ad aspettare. Bang, bang. Esattamente. I modem Sì, esatto. conosciuti, 56K. Quando ti arrivava la bolletta del telefono dicevi Che bam! forse ho esagerato questo mese. Telefonate a Roma e a Esatto. Milano, quando è arrivato video online, benvenuto. Ma e poi ti schiavi. non ti nascondo che mi sono beccato anche dei virus sul computer. Oh, Quindi, insomma, di tutto capitava. però abbiamo sperimentato, Molto, quello è il discorso, cioè molto. quello che io cerco di dire molte volte, perché tutti quanti mi dicono ma questi ragazzini sono 1000 chilometri, no, sono più veloci di noi, perché chiaramente hanno una predisposizione maggiore, ma loro non hanno gli anticorpi. Noi invece ci siamo fatti gli anticorpi. Quel X di prudenza che noi abbiamo, ce l'abbiamo perché ci siamo presi le badilate in faccia. Oggi tu senti tantissimo cyberbullismo, senti tutte queste cose qui. Con noi non sarebbero potute succedere, perché io scendevo di casa e venivo a cercarti. Certo. Oggi non hanno più relazioni sociali. Attenzione appunto sono deboli, fragili, hanno una situazione che è veramente Sono intelligenti, sono sensibili in una maniera Molto, incredibile molto. e li adoro, però vanno protetti. No. Vanno protetti e instradati verso un percorso corretto. Forse sto dicendo qualcosa che adesso qualche pedagogo in ascolto... ho visto una cosa l'altro giorno, te la devo dire, non so cosa ne pensi. Pizzeria, famiglia, mamma con bambino di 1 anno e mezzo, forse esagerando 2 anni, ma forse era più verso 1 anno e mezzo, 1, piccolo, col ciuccio in bocca, col tavolo, no, col cellulare, e faceva col ditino così, Sì. ma in un modo così professionale che mi ha spaventato. Sì. Ci ha spaventato a me e la mia compagna, ci siamo guardati. Come si chiama tuo dire- figlio? Sweep. Sweep. Ma dico, è consapevole sta mamma del danno? Secondo me, poi non lo so se è così, perché non so più niente, non ho più certezze. Non lo Ma- so, non... Non mi sembra una cosa giusta. E a fianco un altro bambino più grande, la cui mamma gli ha dato i colori. Lui ha visto i colori, non ne sbatteva nulla, doveva continuare a fare questo movimentino qua, con gli occhi proprio ipnotizzati, come la mamma gli ha preso ha urlato ovviamente, perché gli ha tolto il giocattolo. Oddio! E un altro amico mi dice, non hai capito, tu devi lasciar correre, siamo scaduti, ormai non ci No. ascolta più nessuno. Non è vero, questo è un errore clamoroso.
È una rassegnazione che io non accetto. Io non l'accetto, no, poi ti dico perché non l'accetto, perché la discussione, scusate, faccio un piccolo inciso, è nata tutto sul ciao. Perché io vado nei negozi e mi sento dire ciao. Ma scusate, quando è che è successo che hanno sdoganato il buongiorno, buonasera, il de lei? Sì. Perché tutto ciao, e io non ci sto, perché questa si chiama rispetto, educazione. Un ragazzo di 27 anni mi ha detto: ma non hai capito che io ti rispetto uguale a dirti ciao? Ho capito che mi rispetti, ma ciao non te l'ho concesso. Mi hanno insegnato che il ciao lo concede l'adulto al più giovane. Ma tu O sei mi un sbaglio? boomer, se fai questi discorsi sei un boomer. Ho capito che sono un Sto boomer. scherzando. Sì, lo sono, fiero di esserlo. Il discorso è che c'è un processo comunicativo che è andato in cortocircuito, perché per esempio i miei alunni, I tuoi? Ah, ok. ciao prof, Me l'hanno detto. però poi mi danno del lei. Ah, giura. Sì, è questo il discorso, cioè proprio è un cortocircuito nella comunicazione, nel senso che Io non ho sentito che la commessa mi dica ciao e poi mi dà del lei. Mi dà del tu. Mi dice ciao, cosa vuoi? ma perché sei giovanile? Questo Ma che aspetto- cazzo giovanile? Cioè, può essere mia figlia. Ciao, cosa vuoi? No, ciao cosa vuoi? Te lo giuro, mica ciao, cosa vuole. No. Se mi dici ciao cosa vuoi, a quel punto lì ti leggo il Vangelo al rovescio. Ma infatti, E ma cammino. scusi, siamo andati a mangiare insieme. E cammino sul tetto del Mi negozio. dica, io ho detto, cosa mi ha detto? Perché io dico del lei glielo do finché non lo capisce, perché non è, la mia battaglia sì. è questa, sarò un retro, un boomer, un antico, quello che ti pare, ma non ci rinuncio, perché dicevo a questo amico, guardate che nella sfera rapporto figlio-padre, che abbiamo avuto tutti i conflitti del mondo, ce li abbiamo avuti, io questa cosa non l'ho mai discussa con i miei genitori. Guarda. Cioè, il rispetto quando mi hanno insegnato che devo dare del lei non l'ho mai sentito come un'imposizione. Ci sei? Tu l'hai mai sentita come No, adesso come no. ti trovi in classe che ti dicono ciao prof? No, ciao prof lo accetto, però poi dopo mi dai del lei. E questo va benissimo. Guarda, Chiuso, i miei alunni lo sclero. hanno un grandissimo rispetto. Infatti ti dico, io ho avuto delle simpatiche situazioni in cui in consiglio di classe sentivo i colleghi e le colleghe che lamentavano il fatto che questi debosciati, che già a me fa uscire di testa, No, è brutto. che tu parli così di un ragazzo, non fanno altro che stare lì al telefonino a farsi i cavoli loro. Io zitto. A un certo punto la tutor, la direttrice mi fa, la direttore, dice Giampaolo, dici tu la tua. Durante le mie ore non usano il telefonino. Ok. E come fai? Come faccio? Semplicemente come entrano in classe mi poggiano il telefonino sulla cattedra. Una regola. Punto. La devono accettare dal primo momento e non la si deve mai più. Gliela devi spiegare. La devi spiegare. La devi spiegare. Noi per natura non accettiamo niente che non abbia un senso. Esatto, anche È noi normale. adulti non la Quindi tu accettiamo. dai un senso alle cose. Non devi dare un'imposizione, dire così perché è così. La vecchia frase classica, no, Così e basta. del padre che ti diceva No. finché sei in casa mia fai quello che dico io anche se non ti piace, perché Esatto. io ti do da mangiare. Esatto, Io ritengo che sia una delle posizioni più sbagliate in assoluto. completamente. Io ero il bambino che da piccolo, papà, perché quando calchi l'interruttore si accende la luce? Perché praticamente passa la corrente elettrica dall'interruttore alla luce. E dove passa l'interruttore? E passa in un filo che... Sto per arrivare. E come fa? Cioè, questo ero io, capito? Aiuto. Se riporre la barriera... Perché scusi e basta. Più o meno a quei livelli, esatto. Però ci sono cresciuto così. Quindi, Col perché. Esatto. L'età del perché. E non è mai. Tu sai che l'età del perché non finisce no, mai. non finisce Io mai, sono infatti, ancora nell'età del ma perché. io consiglio a tutti di continuare a domandarsi il perché delle cose. Bravo. È fondamentale. Il tuo perché. Ci hanno scritto anche un libro. Sì. Se no non... Il motivo che il perché è importante. Ti devo bloccare perché Sì. stiamo per raggiungere l'oretta. Non sembra nemmeno vero. Sì. Ok. Io alla fine dell'episodio faccio una domanda a tutti gli ospiti perché questo progetto l'ho intitolato A come puntini e quindi rispetto a quello che ci siamo raccontati, rispetto alla tua storia, rispetto alle tue esperienze, il tuo vissuto, questa puntata la intitoleremo A come Bam. Panico. Wow, panico. Ah, come panico. Ah, come panico. No, con la A. Ah, come aiuto, non lo so. C'è già uscito. Ecco. Hanno già detto.
No, perché aiuto? No, No. che è una parola che No, deve... aiuto per... No, A come ascolto. ci ha detto. Che caspita. Mi viene una parola. Siccome sei il 29esimo, quasi Genova. 30, è balordo, Non è 30 corretto. parole, tutte diverse. E infatti sto cambiando, la prossima, questo sei l'ultimo di questa stagione, penultimo, non lo so. Non lo so, a come andiamo. Andiamo, bellino andiamo. Che è un invito ad andare avanti, a procedere, a camminare, comunque fa parte anche di questo format, no? Andiamo. Andare. Bravo, Giampaolo, sei un genio. Grazie. Andiamo o andare? No, andiamo. Ah, come Ah, andiamo? come andiamo, sì. Ok, sono contento. Mi piace andiamo, sì, sono soddisfatto, è vero. Bene. È stata un'andata la tua Sì, vita, ovviamente ancora quella che hai fatto. Beh, non appena quella che iniziata. appena iniziata, bravissimo. Siamo diversamente giovani, una seconda età meravigliosa peraltro. Andiamo. Ascolta, progetti per il futuro. Dimmi dove va la tua agenzia, il tuo essere ovviamente un comunicatore. Ma allora, diciamo che da questo punto di vista mi C'hai sembra... progetti, c'hai sogni Sì, da realizzare? sì, tanti. Beh, uno è ricominciare a viaggiare. Io dopo il Covid ho smesso di viaggiare Mamma mia. ed è una cosa che mi manca tantissimo, quindi mi piacerebbe proprio ricominciare A farlo in maniera... a viaggiare, non a fare il turista, proprio trovarmi dei pezzettini di mondo da scrutare, da vivere, da tipo? osservare. No. Ah, No, attenzione, io ho un concetto di turismo molto, molto negativo. Per me il turismo è una delle forme di aberrazione del viaggio Wow. peggiori che esistono, perché il turista consuma, mentre invece il viaggiatore vive. bravo, Quindi corretto. bisogna andare nei posti, Per starci conoscere un i po'. posti, starci, rispettarli e non andare lì a consumare qualcosa. Ma la metafora potrebbe essere il turista che arriva e fa tutte le 1000 foto di tutti i 1000 posti Sì. che vede, così in maniera così può aver, diciamo, documentato il suo viaggio e poi non ha vissuto manco un minuto. Ma guarda, ti faccio un esempio tra tutti. Io sono stato in Marocco e una delle cose che mi aveva colpito e mi era piaciuta di più è il fatto che la nostra guida, persona di grandissima sensibilità, come prima tappa ci portò in un mercato rurale Giustamente. dove c'erano le pantofole fatte con i copertoni delle macchine, dove esisteva ancora il baratto, quindi c'era quello che portava il grano Ma che e bello. si faceva dare in cambio i datteri, Ma che bello. dove praticamente erano in imbarazzo quando noi acquistavamo e tiravamo fuori la banconota, perché chiaramente quando vai lì tu cambi, ti danno le banconote grosse e questi non avevano il cambio perché loro sono abituati a lavorare con i tagli piccoli. Ecco, vedere quel tipo di gente, quel tipo di mondo, secondo me è il modo giusto di viaggiare, perché è inutile che tu vada, adesso parliamo del Marocco, vai a Marrakech, vai nella Piazza dei Morti, vedi tutto il folklore bellissimo della Piazza dei Morti, ma non sai che intorno invece c'è un mondo rurale di estrema povertà, dove le case sono ancora costruite col fango, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me quello Questo è il viaggio. Esatto. Quindi la meta, dove vorresti andare? No, non ho una meta precisa, ci sono dei posti che vorrei... Delle zone del mondo che vorrei vedere, un posto dove probabilmente ho sempre amato andare, sono andato svariate volte, ma finché non cambiano le cose dubito che ci tornerò sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, stesso identico discorso, noi conosciamo gli Stati Uniti delle serie TV, ma gli Stati Uniti sono ben altra cosa. Ho avuto la fortuna di fare la Route 66, Là? Route 66, Ah, che meraviglia. parti da Chicago e arrivi a Los Angeles. Che meraviglia. E lì ho visto tanta America. Ho visto quelli che votano Trump, quelli che stanno a casa con l'M16, cioè Mamma proprio mia. quella gente lì, ecco. Però ho visto Anche anche no. tantissima altra gente bellissima, meravigliosa, che comunque sia la prima cosa che gli piaceva era chiederti di dove sei. In mezzo al Per loro deserto, di Sardegna. Sì. What is ma Sardegna? tu immaginati che in mezzo al deserto in Texas siamo finiti in questo bar in mezzo al nulla Ci che credo. era chiuso. La ragazza come ci ha visto ha aperto, ci ha fatto entrare, abbiamo bevuto eccetera. Beh, poi lei cosa ha fatto? Come è arrivato il titolare è andato a cambiarsi, si è vestito con abiti da cowboy, con la sua chitarra e hanno cantato per noi. No, vabbè. Ok? Non te l'aspetti. Poi probabilmente ci ha una fatto cosa vedere il del locale, ci ha portato dietro dove ci ha fatto vedere l'affumicatore, ci ha detto se Affumicatore. rimanevamo a cena. Cioè, genere. Così c'è anche cordiali, questa America. Così Sì, sì, cordiali. sì, Io mi assolutamente aspettavo sì. più freddi, No, lo no. sai. Che bellezza. Oppure, che ne so, andare in New Mexico
è trovare gli indiani, gli indiani locali, cioè, esatto, i nativi. i nativi, persone eccezionali, oppure entrare in una riserva e dover fare retromarcia alla svelta perché arriva un ragazzo che dice andatevene via perché se arrivano gli anziani vi sparano addosso. Ok, però ecco, quella è l'America. Tutta la verità, Sì, diciamo, sì, tutta la esatto, parte vera. esatto. E altri sogni più, diciamo, dal punto di vista imprenditoriale? Continui con Allora, dal l'agenzia? punto di vista imprenditoriale non è imprenditoriale, ma ho costituito in questi ultimi anni un ETS, un ente del terzo settore, Sì. e mi sto dedicando agli altri. Ma Quindi bello. partecipiamo a progetti di inclusione, ci dedichiamo soprattutto ai ragazzi in questo momento, dall'Ikikomori al NEET, anzi si chiama NEET, eccetera, con tutta una serie di progetti, attività e cose varie, e mettiamo a supporto chiaramente la comunicazione di tutti questi progetti. Come intervieni in questi cluster, chiamiamoli così, di ragazzi un po' problematici? Beh, noi normalmente rispondiamo ai bandi del Fondazione CIB, no? Con i bambini, del Ministero alle politiche sociali, eccetera. Ah, ok. Oppure Quindi fate progetti in funzione dei bandi che Esattamente, escono? Ah, ok, esattamente. progetti di inclusione. Però i progetti li inventiamo noi, cioè nel senso che Li scrivete cerchiamo voi. di capire esattamente quella che è la necessità in Ok. quel momento, e in base a quello noi scriviamo. Ne abbiamo Ok. diversi in corso adesso, e tra l'altro un bel progetto sta nascendo con il comune di Salargius, anzi, se qualcuno vuole cercarci e rispondere, stiamo costituendo la rete del tempo, che praticamente bello. è una banca del tempo dove chiediamo alle persone di darci un pezzettino della loro vita, ma un'ora alla settimana, quello che possono, per poter aiutare persone che hanno bisogno, quindi fragili, quindi anche semplicemente accompagnare un anziano a fare la spesa, o addirittura, che ne so, aiutare a affrontare la burocrazia, che molte volte è un problema. Stai zitto. Ecco. Spiegare come farsi lo speed. Sì, esattamente. Esattamente. Questo è Azzeccato. esattamente ciò che... Che fate? Esatto. Che bello. Mettere bello. la macchina a disposizione per... uno Facciamo così, ha mi lasci bisogno. un link che io poi metto nella descrizione. Stiamo iniziando, non abbiamo ancora costituito Ah, niente. ok, Nel vabbè, senso, il magari progetto è metto stato un link alla tua presentato. mail oppure all'agenzia, a prescindere. State iniziando, però Sì. se qualcuno lo ascolterà anche nel tempo, Ah, ok, certo. magari quando lo ascolterà avrei già fatto qualche Sì. cosa, trova questo link dove magari mettete in contatto. Il progetto è sono stato disponibili. accolto con grandissimo entusiasmo da sindaco e vice sindaca di Quali Salargius. Proprio gli è piaciuto molto e non ci hanno messo 2 secondi a dire sì, facciamo. Subito, facciamo, Sì. che bello, che bello. Quindi non tutte le speranze sono cadute, No, hai ancora ma speranza assolutamente, nel futuro. tanta, assolutamente sì. Bravo. Io amo la gente. Bravo. Io amo la gente, mi sa che questa è la conclusione giusta di questo episodio, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie Giampaolo, ma grazie per questo messaggio. Amiamo la gente. Sì. Ricominciamo ad amarci. Ricominciamo ad Che è una amarci. figata. Ciao, Ciao. è stato bello. Grazie. on his face. He's just a snake in the grass.